È il minimo. Parlare di sedia elettrica va a evocare ovviamente concetti che non possiamo condividere. Così vale non perché l'assessore non ha la mia idea politica, ma se fosse un leghista dovrebbe fare la stessa cosa, dimettersi. È giusto che si sia dimessa, penso che questo atto ponga la parola fine a questa polemica e spero che non ci sia nessun altro che va a imitare fatti come questi. Non poteva essere altrimenti. Il governatore Zaia commenta così le dimissioni arrivate dopo la bufera scatenatasi sull'assessore all'istruzione di San Stino di Livenza, Valentina Pavan, che commentando un post del ministro Salvini su Facebook aveva scritto: «Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor ministro». Frase che ha fatto insorgere subito i leghisti e non solo, e che in breve è stata rimossa dal social. L'assessore si è resa conto dell'uscita infelice che aveva avuto, porgendo qualche ora dopo le sue scuse. La mattina seguente però sono arrivate anche le dimissioni ufficiali. «Ritengo doveroso», aveva scritto, «questo gesto per rispetto delle istituzioni che in questo momento sono chiamata a rappresentare. Come ho già avuto modo di dire, il mio commento è stato un errore, del quale mi scuso nuovamente, ma che in alcun modo voleva essere una minaccia o un invito alla violenza. Sentimenti che non mi appartengono e dai quali mi dissocio nella maniera più assoluta. In coerenza con questo modo di essere», conclude, «ritengo che dimettermi sia la soluzione migliore».